Buongiorno, buongiorno Assessore Francesca De Biasi, Buongiorno. Presidente del Fondo Welfare Dolomiti. La ringraziamo fin da ora per la sua disponibilità. Diciamo che rientra l'intervista che volevamo sottoporle oggi in un percorso che abbiamo avviato, insomma, un po' da tempo attraverso una videoteca sul welfare promossa dalla nostra unità operativa Veneto Welfare e che cerca di sondare nel territorio quelle che sono le varie esperienze in tema di welfare dalle imprese agli enti locali. Quindi ancora una volta grazie e iniziamo subito, sapendo che lei ha i tempi come molti in questo periodo pandemico stretto, quindi non vogliamo portar via assolutamente momenti di lavoro per i cittadini necessari da sostenere totalmente in questo periodo. Le chiediamo subito. Volevamo sapere che cosa sta succedendo in meglio nel vostro territorio e come state affrontando il tema del welfare. Allora, premettendo che il Fondo Welfare, Identità Territoriale, abbreviato Welfare Dolomiti, così come viene conosciuto da tutti, è un fondo che è nato per contrastare lo spopolamento. Da quando è nato in realtà noi ci siamo dovuti abbiamo dovuto affrontare in sinergia diverse problematiche, prima VAIA e ora il Covid. Quindi nonostante il nostro fondo sia nato con una mission ben particolare, che era quella di contrastare lo spopolamento e la diminuzione delle nascite del nostro territorio e anche l'esodo dal nostro territorio, abbiamo dovuto poi affrontare dei temi che per loro natura poi avrebbero potuto aggravare questo problema. Quindi l'uno VAIA e poi dall'anno scorso adesso il Covid. Cosa abbiamo fatto rispetto a questo problema? Abbiamo agito su diversi versanti. Da un punto di vista, diciamo, economico, ci siamo occupati di orientare i fondi di confine. C'erano dei fondi di confine dedicati al Covid e, avendo il nostro tavolo un'ampia rappresentatività del territorio, quindi ricordo che nel nostro tavolo sono rappresentati, possiamo dire, tutti, dalla diocesi ai sindacati, alle categorie, ma anche il mondo del volontariato con il comitato d'intesa, ed ancora il mondo dell'associazionismo con l'AICS e ora anche c'è l'ultima arrivata è Confcooperative, quindi diciamo abbiamo una rappresentanza, poi la conferenza dei sindaci, il consorzio di Piave, quindi abbiamo veramente nel nostro fondo tutti gli enti e tutte le rappresentanze che ci aiutano a analizzare i problemi e poter dare una risposta corale, informata da diversi punti di vista. Abbiamo così dato una consulenza, tra virgolette, alla provincia su come orientare i fondi di confine, in particolare per le categorie produttive. La seconda azione che abbiamo messo in atto è stata una raccolta fondi insieme al comitato d'intesa ed ora, proprio con i due ambiti di Belluno e Feltre, andremo a istituire un bando che cercherà di aiutare le famiglie che hanno avuto un calo del reddito a causa del Covid. Ancora un'altra azione che aveva contraddistinto un po' anche quello che avevamo fatto per Vaia è stato un intervento più, diciamo, di tipo psicologico, di supporto alla popolazione. Già con Vaia avevamo avuto un supporto di Sani in Veneto, che ci aveva messo da parte, diciamo, una cifra, una somma che noi potevamo utilizzare per interventi a favore della resilienza della popolazione. Non è più stato necessario perché poi non abbiamo più avuto eventi critici nel territorio dal punto di vista idrogeologico e pertanto ci è stato reso possibile l'orientamento di questi fondi verso un sostegno rivolto alla popolazione, e così tramite l'ULSS e anche l'associazione AIL abbiamo in particolare con il fondo supportato tutta la parte formativa, diciamo, e anche di alta formazione anche nei confronti dei servizi del territorio, in modo da poter dare una risposta poi da parte dei servizi stessi alla popolazione quanto più puntuale e precisa nell'ambito della psicologia dell'emergenza. In più, un'altra azione che adesso noi andremo ad attuare attraverso una delega che i sindacati e le categorie hanno accordato sulla busta paga, quindi questa è una cosa che è in divenire e che, diciamo, si sta costruendo in questo momento. Una parte di quanto verrà raccolto ancora verrà destinato ad azioni a favore della popolazione che in qualche modo ha avuto un forte calo del reddito a causa del Covid. Se andiamo a vedere come
come il Covid ha impattato nella nostra provincia in particolare, dobbiamo ricordare che per un periodo siamo stati al disonore più che onore delle cronache, perché appunto l'incidenza del Covid rispetto alla popolazione per un qualche momento è stato anche la più alta della nostra provincia che nel resto d'Italia. Ovviamente la nostra provincia è molto vasta, poco popolata, però questo problema si è sentito molto sia sulla pelle e sulla capacità di resistere della popolazione, ma poi anche dal punto di vista economico. In particolare c'è tutto il settore del turismo che cercheremo anche di abbracciare con il problema anche dei lavoratori stagionali, proprio con questo bando che andiamo ora ad attivare insieme agli ambiti. In riferimento a quello che lei citava, di fatto ci sta rappresentando quello che, molte parti sociali stanno chiedendo al territorio, cioè passare da una bilateralità fatta dai datori di lavoro e i dipendenti, le maestranze all'interno delle strutture, alla trilateralità, cioè con un ruolo attivo da parte dell'ente locale. Ma come è nata la vostra esperienza? Qual è stata l'origine e qual è stato il percorso, se ce lo vuole raccontare magari così in sintesi, portandolo poi a conoscenza del territorio come best practice? Sì, sono molto contenta di raccontare questa esperienza perché devo dire ne sono anche molto orgogliosa. Io in realtà ho raccolto un'idea che i sindacati avevano portato alla provincia nel momento in cui ero stata eletta come consigliera provinciale, tant'è che la mia delega era proprio quella del welfare e io poi ho chiesto anche dell'identità territoriale perché ero e sono profondamente convinta che se si vogliono portare avanti azioni di welfare nel territorio è importantissimo conoscere le peculiarità, quindi le fragilità, le potenzialità e le forze del territorio, quelle forze che poi rendono un territorio unico. Per questo avevo voluto inserire questo tema dell'identità che a me diciamo, è molto caro. Quindi abbiamo preso, diciamo, dai sindacati quest'idea, che era quello di creare un fondo inizialmente con l'apporto della provincia e dei sindacati ed eventualmente del consorzio dei comuni e poi piano piano durante il mio primo anno di mandato come consigliera provinciale ho allargato quest'idea portando dentro il tavolo tutte le altre realtà importanti del territorio. Quindi hanno subito aderito la maggior parte delle categorie delle categorie economiche, la diocesi di Belluno e Feltre che ci ha aiutato moltissimo anche a livello di raccolta di fondi e di sostegno proprio economico, il Consorzio Biompiave, la conferenza dei sindaci e poi si sono unite il comitato d'intesa, l'AICS e anche Scuole in Rete. Quindi se noi andiamo a guardare un po' il nostro fondo, rappresenta veramente il mondo della scuola, il mondo del lavoro dal punto di vista dei lavoratori e degli imprenditori, di ente locale, ma anche la provincia. Io ora sono in provincia e la provincia dedica proprio da come sua sede la sede del fondo e abbiamo anche una segreteria che è mantenuta dalla provincia. Diciamo che essendo il tema che noi abbiamo voluto abbracciare un tema molto complesso, per noi era assolutamente importante poterlo affrontare in un modo globale, perché nessuno ha la possibilità singolarmente di affrontare una problematica così rilevante che poi se non viene affrontata rischia di scivolare, dico sempre io, a valle, perché lo spopolamento del territorio, la sua incuria, il suo depotenziamento poi comunque diventa, rischia anche di in qualche modo di cadere sulla testa poi di chi più sta in pianura. Lei ritiene sia replicabile un'esperienza del genere su altre realtà locali? In base alla sua esperienza, insomma, potrebbe essere un valore aggiunto, potrebbe essere un luogo di sinergia e di sintesi del tema del welfare. Ad esempio, uno dei temi forti che noi abbiam sentito, abbiam respirato nelle interviste è una sorta di disorganizzazione, disomogeneità, di microinterventi promossi dalle singole realtà che creano anche e non creano le economie, creano delle spese. Lei cosa ne pensa? Sono assolutamente d'accordo. Esiste questa frammentazione addirittura nella nostra provincia dove esiste il fondo welfare. Ora, noi siamo in divenire perché siamo nati come un comitato e ora probabilmente entro fine anno ci siamo dati 3 anni di sperimentazione e entro fine anno vedremo come organizzarci. Siamo molto orientati verso la fondazione di comunità e gli esempi ce ne sono anche nel Veneto, ma poi in Lombardia e in Reggio Emilia ce ne sono molti. Ci sembra che sia diciamo lo sbocco più naturale visto
visto la nostra organizzazione. È reale però che questo è un problema non soltanto che rileviamo noi in montagna, con tantissimi comuni spezzettati tra di loro e con poche anime, che fanno fatica comunque a comunicare, e quando la coperta è piccola tutti cercano di tirarla verso di sé per forza, lasciando scoperto poi qualcos'altro, ma a mio giudizio potrebbe essere una iniziativa e almeno a livello di tavolo da promuovere in tutta Italia, perché immaginiamo quello che può, il valore aggiunto che può avere se tutti gli interventi che possono essere promossi dalla regione o dal governo possono avere un interlocutore come un tavolo che al suo interno ha non soltanto la bilateralità e quindi non soltanto le categorie e così, ma anche gli enti locali. Poi certo noi in più arricchiamo con un'altra parte di territorio importante, citavo prima la diocesi, così. Una cosa sicuramente però che devo ammettere che se è vero che noi abbiamo il problema dello spopolamento e che siamo pochi, è vero però, dico sempre, che ci mettiamo anche poco a parlarci, a condividere le cose, quindi sicuramente la velocità con cui è nato questo tavolo e anche la facilità con cui riusciamo poi a contattarci, sentirci, raccogliere intorno ad un problema, un'idea comune, è dovuta al fatto che non abbiamo delle strutture, ognuna di queste realtà non ha delle strutture troppo pesanti, e quindi c'è anche una facilità di rapporti, di comunicazione, che fa sì che una consigliera provinciale possa aver chiamato in uno stesso tavolo il vescovo insieme al segretario della CISL, della CGL, ma mettendo insieme il presidente della provincia, piuttosto che la conferenza dei sindaci. Insomma, non è stato così complesso, credo anche un po' per la realtà del bellunese, che è insomma una realtà snella anche a livello di apparati pesanti, di strutture pesanti, insomma. Com'è stata la percezione del territorio, dei cittadini, delle imprese, delle realtà un po' locali, della vostra azione come sistema? Perché in realtà state dato un segnale, state dando un modello che anticipa i tempi delle realizzazioni a cui molti aspirano nel territorio. Come è stata percepita, Assessore? Allora, riferendomi in particolare alle prime esperienze, che è stata quella dell'intervento per Vaia, sicuramente quello di garanzia, perché quello che noi abbiamo ascoltato dalle aziende, cioè immaginare che le aziende spontaneamente, senza nessun intervento, facciano loro una raccolta, cioè duplichino la raccolta che fanno i lavoratori e vengano loro a bussare al fondo per dire ci fidiamo di voi, quindi li diamo a voi e non li vogliamo dare ad altri questi soldi, perché sapete che banalmente non abbiamo nessuna spesa di gestione se non l'elettricità, il computer, eccetera, che mette a disposizione la provincia, quindi siamo veramente, nessuno è stipendiato, tutti lo facciamo, io volontariamente, perché no, diciamo, non sono retribuita e nemmeno ho un rimborso per il mio ruolo, e lo faccio ben volentieri e con contentezza e felicità e spirito proprio di servizio, però ognuno lo fa all'interno del proprio mandato, cioè del proprio tempo di lavoro. E quindi diciamo una cosa che sicuramente è stata molto apprezzata è il fatto di poter fare degli interventi che sono consapevoli dei bisogni di tutte le realtà, quindi anche con una vista e con un occhio superiore rispetto a quelli che sono i bisogni, con una fiducia sull'utilizzo pieno di quanto viene dato, perché ripeto, non abbiamo spese, c'è un conto corrente con entrate e uscite, ma è tutto molto, potrebbe anche lei leggere benissimo il nostro bilancio, perché è tutto molto, non abbiamo spese di nessun tipo, perché nessuno chiede rimborsi e non ci sono voci spese, insomma, voci di questo tipo. Ed ora certo ci rendiamo anche conto però che fatto una grande parte del nostro lavoro relativamente alla VAI e al Covid, ora è il momento però di costruire un'altra progettualità che non va nel verso del tamponare quello che è andato perduto, ma di costruire qualcosa di nuovo. Ecco, qui l'iniziativa che le dicevo, ovvero quella di chiedere ai lavoratori, e i sindacati ora si stanno accordando in particolare con Confindustria, che ha alcuni rami, insomma, ora non danneggiati da Covid e ancora molto forti, questo sarà la nostra missione, quella di rivolgerci intanto ai lavoratori, chiedere a loro la fiducia, però spiegando bene quello che noi facciamo per
per l'intero territorio. Questo sarà la nostra prossima sfida. Finora, diciamo, ci è stata accordata fiducia perché abbiamo aiutato quando nessuno aiutava, oppure in modo diretto, pratico, veloce, lì dove c'era un bisogno. Adesso però dobbiamo costruire qualcosa di nuovo e diciamo questo non è esattamente la stessa cosa, chiede una fiducia ancora ulteriore. La ringraziamo, essendo la pandemia tanti vaia assieme, voglio dire, quindi ci troviamo in una situazione in cui oggi ognuno ha il proprio vaia come esperienza e direi di chiederle, concludendo poi e ringraziandola ancora una volta per la disponibilità, se lei dovesse lanciare un appello alle istituzioni, agli altri enti locali, alla regione, che cosa chiederebbe in sostegno al modello che avete sviluppato localmente, ma che può fare tranquillamente scuola su scala regionale se non nazionale? Non è ovviamente una frase mia, è una frase conosciuta da tutti, però ricorderei a tutti che nessuno si salva da solo. Quindi è assolutamente necessario attivare dei tavoli che siano più rappresentativi possibile, dove non ci sia, trovando un'organizzazione che vada oltre gli interessi personali e singoli, dove tutti gli interessi siano rappresentati, ma dove ci sia una parte terza, in questo caso la provincia che ha delegato me, che comunque non sono più consigliera provinciale, che riesce a mantenere un equilibrio, ecco, tra le diverse forze. E direi un po' questo proprio come appello. Nessuno deve avere la pretesa di conoscere dal proprio punto di vista appieno i problemi complessi. I problemi complessi devono essere analizzati da più punti di vista e ci deve essere poi, diciamo, una struttura, un metodo che aiuta a mettere in luce quale può essere la strada per affrontarlo. Grazie dottoressa De Biasi per la Grazie a trasparenza, voi. per il modo con cui anche umanamente ci ha esposto le situazioni e le esperienze. Francesca De Biasi, dottoressa Francesca De Biasi, presidente del Fondo Welfare Dolomiti. Un'esperienza che consigliamo di replicare o almeno prendere in considerazione nel territorio veneto, e seguiteci ancora una volta con queste iniziative. Ancora una volta grazie dottoressa per la disponibilità. Grazie a voi.